Parliamo dello sciopero nazionale dei metalmeccanici per lavoro, salari, diritti. 3 manifestazioni a Milano, Firenze e Napoli. Sentiamo Umberto Gambino. Le tute blu tornano in piazza per chiedere al governo e alle imprese di mettere il lavoro nelle industrie al centro del dibattito politico. 8 ore di sciopero dei metalmeccanici con 3 manifestazioni in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli, promosse da FIOM CGIL, FIM CISL e UILM UIL. Al governo chiediamo investimenti pubblici e privati per rilanciare l'economia a partire dal mezzogiorno. Questa settimana prossima faremo una grande iniziativa a Reggio Calabria. La manifestazione di oggi chiede che finalmente si imbocchi una strada diversa, la strada dei diritti nel lavoro, la strada della salute e della sicurezza, la strada dell'aumento dei salari e soprattutto di una nuova politica economica e sociale. Il ricorso allo sciopero generale, ricorda la leader della CISL, Furlan, dipende molto da cosa deciderà di fare il governo. C'è la desertificazione delle industrie, soprattutto al sud, ha detto a Napoli Francesca Re David, leader della FIOM CGIL. I salari sono bassi, c'è lavoro precario e aumentano le ingiustizie sociali. Tra crisi industriali e vertenze, il sindacato calcola che i lavoratori a rischio possano arrivare fino a 280.000.